fede profonda, come il picchio che vola nel bosco. Cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo. Volano valle per vincere, nome dell'onore, nella gloria e nella sconfitta. Il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te. Volano, voliamo con te. Ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
Ripartiamo. Allora, è stato un viaggio infinito quello che ha portato la Rotoblast Volano Volley qui nella provincia di Como Cabbiate. Riscaldamento molto veloce, quindi tante incognite dalla nostra squadra, ma l'obiettivo resterà sempre la vittoria per non perdere il treno playoff. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal palazzetto comunale di Cabbiate in provincia di Como per la 17ª giornata del campionato di Serie B1 Girone A, che vede a confronto la Clerici Autocabbiate e la Rotoblast Volano Volley. La Rotoblast ci arriva dopo aver vinto l'incontro contro il Club Italia. Scusate, qui volano palloni da tutte le parti, scusate. E dicevo, la Rotoblast ci arriva dopo aver vinto il match del 15 febbraio contro il Club Italia prima della sosta. Ci siamo arrivati con i pezzi contati, ma oggi decisione fatta di Matilde Maines, rimasta ai box, e la nostra Aurora Pergam, che invece dovrebbe rientrare nelle prossime partite. Apriamo di nuovo abbastanza la rosa al completo. Saluto ringrazio per la collaborazione tecnica Silvia Briani e Alan Berloffa per l'attrezzatura. Quindi ci siamo. Allora, partita molto importante per la Rotoblast. Vediamo se la Rotoblast riesce a fare la partita che sogniamo tutti. Tranquilla, stiamo già parlando. Allora, eccoci di nuovo col microfono aperto. Rispetto però a quelli di Volpiano che erano Pisa e Roma, e quelli che erano venuti dalla Sicilia. Quando abbiamo fatto l'incontro a Milano erano partiti loro. Arbitreranno l'incontro la signora Clarissa Cazzone della sezione di Aosta e il secondo arbitro il signor Andrea Minelli della sezione di Torino. Ormai ci siamo, sta per alzarsi il sipario su questa partita. Come ho detto, la Rotoblast ci arriva dopo un viaggio burrascoso, dove purtroppo i cantieri dell'autostrada ci hanno impedito di fare un viaggio nei tempi regolamentari. Infatti siamo arrivati, dovere di cronaca, alle 17:03, magari alle 20 meno un quarto, quindi alle 19:03, quindi è stato davvero un viaggio molto molto lungo. Ovviamente ci sarà lo starting six, quindi ci siamo quasi, lo speaker. Con il numero 2
Usato lo starting fix tipo da parte della Rotoblast. Ha già fatto le prove, manda la quindi sicuramente Fedenti non ce la farà. Fedenti non ce la farà mai. È troppo alto il secondo. Allora, nessuna sorpresa neanche dal lato di Clerici Autocabbiate, formazione che milita in piena zona retrocessione, quindi nelle acque profonde del nostro girone. Contato che però Argentario ha già vinto 3-2. Sì, quindi in quel senso, scusa, pensavo pensando che Legnano in maniera clamorosa viene battuto in trasferta proprio dall'Argentario. Peggiora ancora di più la situazione in caso di 0 punti per Clerici Autocabbiate, perché adesso milita nella penultima posizione, e contando che gli ultimi posti disponibili, l'ultimo posto disponibile dista, se non vado errato, a credo 7-8 punti, credo. Lalla Bortoli, primo servizio, buona partita a tutti. Pronta Cabbiata ad attaccare, lo fa con Fiorella Bizzotto che firma l'1 pari e 1-0, scusate. Si vede che sono 2 settimane che non faccio la telecronaca e sto continuando a far gaff, più non posso, chiedo scusa. Allora, pronta Petruzziello che viene murata, la palla resta a campo bianco-rossa, ancora Petruzziello, attacco, passa, 1 pari. Linda Djugovas al servizio per la Rotoblast Volano Volley nel corso di questo primo set della partita. Battuto in questo momento, riceve Crespi, attacca Gotti, ma c'è la difesa di Djugovas. Bortoli al centro, Djugovas che va a attaccare, punto è di Linda Djugovas. 2-1 Rotoblast. Ancora Djugovas, l'autrice del punto, alla battuta per il Volano Volley. Rotoblast che al momento occupa il terzo posto, in attesa ovviamente anche dell'altro big match tra prima e seconda, che è Savic Volley Academy Volpiano contro la GSO Villa Cortese. Tanto per saperlo, la prossima big che incontreremo sul nostro cammino sarà proprio Villa Cortese, l'imbattibile Villa Cortese. Servizio out di Saragotti, di nuovo vantaggio Rotoblast 3-2, perché la prossima in casa sarà contro Villa Cortese sabato 15 marzo alle ore 20:30. Invece la prossima sarà contro il fanalino di coda Volley Academy Valtellina e Valchiavenna, in trasferta a Chiavenna. La squadra di Iosi oggi è stata sconfitta per 3-0 dal Club Italia, in maniera anche abbastanza netta, direi. Bortoli, Djugovas, l'attacco è in campo. Quarto punto per la Rotoblast Volano Volley. Ancora ora al servizio la nostra capitana Jessica Deval, come diceva Paolo Scrinzi, capitana di 1000 battaglie. Servizio battuto e spero che ce ne siano ancora tante altre. Palla in campo, 3-4. Infatti ho fatto il segno, giusto per dire subito.
Allora il servizio per Clerici Autocabbiate, Martina Bordignon, schiacciatrice del 1994. E fischia adesso Clarissa Cazzone. Date un po' la pronuncia. Bordignon, servizio battuto. Riceve Camilla Ferrari, è rientrata dopo lo stop forzato, dopo il match con l'Argentario, e chiude l'attacco Carlotta Petrucciello. 3-5 punteggio. Sale il coro di Ludovica Martinez-Volskis per dare la carica alle proprie compagne. Pronta Carlotta Petrucciello. Servizio battuto. Ha ricevuto con un po' di difficoltà della Canonica. Poi attacca Gotti. C'è la difesa di Monaco. Subito Giuditta Romano. Ha salvato Bordignon. Riball concesso da Della Canonica. Passaggio da libero a libero. Subito Bortoli. Punto del 6-3. Dice che Lalla Bortoli. Punto numero 7 per la Rotblas. Infatti ho chiesto. E io ho detto guardo la radio e va bene, dico. Senti, mi vedi strano? Ok, perfetto. 73 allora. Ancora Carlotta Petrucciello. Riceve e ha ricevuto Crespi. E attacca Crespi, ma viene Murata! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Sponsor. Di nuovo in diretta dal palazzetto comunale di Cabiate in provincia di Como. 8-3 il punteggio a favore della Rotoblas nel corso di questa prima frazione di gioco. Pronta Carlotta Petrucciello, ancora lei al servizio, che batte in questo momento. Riceve Della Canonica. Prova ad attaccare Crespi, c'è Petrucciello che difende. Attacca Ferrari, ma c'è la difesa di Crespi. Difeso da Monaco. Petrucciello, quello di anche del neck, però c'è la difesa anche di Cabiate. Monaco ancora, Bortoli al centro, Jugovac. 9-3 Linda Jugovac, bell'attacco di Linda Jugovac. Punteggio di 9-3 nel corso del primo set. Ancora Petrucciello al servizio. Battuto a pallonetto. Crespi salva, però Gotti concede una free ball che riceve Romano. Bortoli, Ferrari, palla è out. Quarto punto per Clerici Autocabbiate, che chiude qua la serie positiva di Petrucciello. Servizio a Stefania Colombo per la formazione Blu Navy di Cabiate. Servizio battuto, riceve Jugovac. Monaco. Ferrari attacca a pallonetto, ma c'è la difesa. Ci prova Crespi, ma c'è Giuditta! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Muro vincente di Giuditta Romano, che vale il 10° punto per le biancorosse. Camilla Ferrari, servizio battuto, riceve Della Canonica. Palleggia Casarotti. Attacca Gotti. Con il tocco anche del muro. Gotti. Monaco. Difeso Bortoli. Ferrari. Camilla Ferrari. Il condizionatore
chiude l'azione, scusate. Ferrari ha ricevuto della canonica. Crespi a pallonetto, palla in campo. 5-11. Vabbè, rispetto alla dettana, no? Serve Cadarotti. Giugovac, Bortoli. Petruziello abbatte il muro di Cabiate. 12-5 il punteggio. Linda Giugovac. 13-5 il punteggio. Vi ricordiamo che stiamo giocando una doppia partita in trasferta in questo turno, ma perché all'andata dovevamo giocare qui a Cabiate, ma a causa di un problema idraulico occorso alla palestra, in cui purtroppo si era allagata, hanno chiesto il cambio. Avevano chiesto il cambio di campo che la federazione ovviamente ha consentito, e siamo arrivati a giocare prima a Volano e adesso a Cabiate, quando invece all'inizio doveva essere l'esatto opposto. Bella bomba di Crespi, se ho visto bene. Tutto out. Se Simone Zoni è così bravo a prendere le pallonate come a fare il direttore sportivo, mi sa che siamo messi bene allora. Il punto però è di Cabiate. Palla in rete questa volta. Toccata. No, infatti anch'io non l'ho vista, però io l'ho vista fuori una frente. Jessica! Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. The Wall. 15-7. Lalla Bortoli ora al servizio, battuto in questo momento. Riceve Tacco. Togo non c'è a muro, quindi 16-7. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dal palazzetto comunale di Cabiate. 16-7 il punteggio nel corso di questa prima frazione di gioco che vede Volano in vantaggio. Secondo time out usato da coach Gilles Reali, mentre il nostro allenatore Diego Ficarra non ne ha ancora utilizzato uno, quindi ancora 2 stop a disposizione. Bortoli serve su Della Canonica. Cadarotti. Ancora Gotti, questa volta però il tocco. De Val chiede il tocco di Gotti, che però non viene travisato. Intanto chiamano il secondo arbitro. Adesso bisogna capire se ci sarà un cambio di decisione o se il punto viene
Viene cambiato infatti. C'è stato il tocco di Gillerale, quindi è Monster Block ancora una volta di Deval. Quindi 17-10 e non 8-16. Molto bene. Allora, ancora Bortoli, servizio battuto, riceve Bizzotto, attacca, ci prova Bordignon, ma la palla si spegne sul nastro e va out. 18-7 per la Rotoblas Volano Volley nel corso di questo primo set. Pronta ancora Bortoli al servizio. Battuto. Casarotti, Gotti. La deviazione del muro di Deval spiazza Monaco. Punto di Gotti. 8-18. Pronta Fiorella Bizzotto. Servizio su Monaco. Bortoli. Attacca Petruzziello. Che attacco di Carli. Mamma mia. 9-18. Che attacco di Carlotta Petruzziello. Non ho fatto neanche in tempo ad annunciarlo che l'aveva già messo giù con una potenza micidiale. Jugovas. Linda al servizio. Battuto. Ricevuto Crespi. Attacco vincente di Stefania Colombo. 9-19. Ora il servizio. Si prepara Saragotti. Battuto il servizio. Riceve Monaco. Bortoli. Carlotta Petruzziello. Attacco difeso da Crespi. Pallonetto. Bordignon vincente. 10-19. Ancora Saragotti alla battuta per Clerici autocabbiate. Servizio battuto Jugovas. Bortoli. Deval un po' in difficoltà e invasione. Fischiata un'invasione. Non ho capito a chi l'ha fischiata. Forse alla Casarotti, sì, numero 7. Infatti è andata a protestare. 20-10. Doppiata intanto Clerici autocabbiata al momento in questo primo set. Alla capitana Deval al servizio che batte in questo momento. Riceve Bordignon. Casarotti a pallonetto ha provato la capitana Colombo. Attacca Petruzziello. 21-10. Carlotta Petruzziello. Quindi 21-10 il punteggio. Pronta Deval. Deval battuto. Ha ricevuto Crespi. Attacco vincente di Bordignon. Il out. 11-21 il punteggio. Allora va al servizio proprio l'autrice del punto, Martina Bordignon, per Clerici autocambiate. Battuto. Riceve Jugovas. Monaco in bugger, alza nella zona di Petruzziello, però in una zona dove è difficile attaccare. Della Canonica alza, zona Saragotti, difende ancora Jugovas, corre Bortoli. Attacca Ferrari in pallonetto, difende Gotti. Tentativo tentato da Giulia Crespi. Adesso Ferrari, murata Ferrari da Martina Casarotti. 21-12 punteggio per la Rotoblas Volano Volley. Servito battuto, ricevuto Jugovas, Bortoli, Petruzziello, ancora Carlotta. Sembra
avere la dinamita al posto delle braccia o un cannone. Sta veramente buttando giù veramente palle di fucile, proprio come se non ci fosse un domani. Petruziello, servizio battuto, riceve Crespi, prova a attaccare, incontrano Petruziello e Djugovac. Alza il braccio Petruziello, vuole scusarsi con la compagna e con la panchina, però il vantaggio al momento è abbastanza rassicurante, quindi una piccola incomprensione ci può stare. Bortoli, Donna Ferrari che attacca, ma a pallonetto ha difeso Crespi. Attacca Crespi, ha difeso Djugovac. Bortoli, Petruziello, questa volta la palla impegna in rete, l'attacco di Petruziello, 14-22. Mamma mia, sapete, sentire queste trombe così mi ricordano tanto le vuvuzela. Suono. Scusate. Perrona. Djugovac. Mamma mia, giù! Partita! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Monster block. Giù, dita Romano. Ha spento una fucilata proprio. Ferrari. Quasi ace. Della canonica alta. Zona Monaco. Free ball che a Ferrari sfrutta bene. 24-14. Palla set per la Rotoblaz. Pronta Ferrari. Palla set per la Rotoblaz. Servizio battuto. Riceve della canonica, alza Casarotti. Ma c'è Djugovac che chiude! E allora noi ci prendiamo una pausa con questo monster block e riprendiamo un po' di fiato e torniamo per l'inizio del secondo set.
sì, non gioco di fatta. Di nuovo in diretta dalla palazzetto comunale di Cabiate. Siamo 1-0 alla fine del primo set, finito 14-20. Finito 14-25 per la Rotoblat. Ti ho dato un disguido qua, non era il pallone da gara questo. Comincia il secondo set. Vediamo se la Rotoblat riesce a giocare altrettanto bene come è stato nel primo. Deval tocca il tetto, Deval della Canonica. 1-0 Rotoblat nel corso del secondo set. Pronta Lalla Bortoli al servizio. Battuto. Gotti ha provato a attaccare ma non c'è riuscita. Prova Ferrari, murata Ferrari. Stefania Colombo, la capitana, 1 pari. Murata, Tussiello, Bortoli dall'altra parte. Attacca Crespi, salva però la Rotoblat, ancora giocabile. Subito Cazzarotti, ma ancora la Rotoblat che concede l'altra palla e questa volta dirige qua il punto. 2-1. Pronta la capitana Colombo, servizio battuto, out. 2 pari. Andrea Zeni, mago delle statistiche, se ci stai seguendo facile ovviamente il tabellino, mi raccomando, che ne abbiamo bisogno. Servizio di Djukova. Eight! Linda Djukova, 3-2 Rotoblat, ace vincente. Ancora Djukova della Canonica, Cazzarotti, attacca Crespi, murata ed è vincente il muro. 4-2 per la Rotoblat. È palla della Rotoblat, non del... Ah, ecco, infatti. Ancora Djukova al servizio per la formazione di Diego Picarra. Battuto. Ricevuto Bordignon. Cazzarotti. Gotti attacca, difende Djukova. Bortoli. Attacca Ferrari, difende. Capito bene Cazzarotti. Crespi a mura della Canonica. Crespi ancora, passa l'attacco. 3-4. Punto 3 della Clerici Autocabiate. Al servizio si prepara Martina Cazzarotti. Servito battuto. Bortoli. Truziello ha salvato della Canonica. Monaco, Bortoli, ancora Petruziello, ancora della Canonica a salvare. Gotti in pallonetto, Petruziello, Bortoli, zona Ferrari, col tocco che non c'è. 4 pari, quindi ritorna la parità al palazzetto comunale di Cabiate. Capito?
ricevuto Djugovac, Bortoli, Ferrari, Murata. Ferrari, Murata. Vantaggio Cabbiate in questo secondo set. Martina Casarotti per Cabbiate, servizio battuto, riceve Djugovac. Bortoli al centro, attacca Djugovac, però c'è il net che attutisce il colpo e della Canonica ha potuto difendere. Deve alzare in bagger, zona Ferrari, ancora della Canonica a sfiorare il tetto. Crespi, mani, out, 5, no scusate, 6-4. Bortoli, Petruzziello, Carlotta Petruzziello, 5-6. Punta De Valla al servizio, la nostra capitana. Sul punteggio di 6-5 a favore della Clerici Auto Cabbiate. Battuto il servizio. Monaco ha ricevuto Bortoli. Ferrari. Ancora Murata Ferrari. 8-5. Allora al servizio Giulia Crespi al servizio. Battuto. Palla in campo. Palla in campo ma va out a me però. Time out sponsor. Di nuovo in diretta dal palazzetto comunale di Cabbiate. 9-5 per Cabbiate nel corso di questo secondo set. Giulia Crespi, poco fa autrice dell'ace, un po' contestata dalla metà campo biancorossa. Crespi difende, ha tutto con un braccio. E Bordignon 10-5. Ancora Giulia Crespi al servizio. Ricevuto Djugovac. Attacca Djugovac al centro, ma c'è la difesa di Casarotti. Della Canonica. Gotti. Cara Gotti, 11-5. Per la formazione di Gil Reali. Ancora Crespi, servizio battuto, stavolta out. 11-6. Allora, Gotti attacca Murato. Bordignon.
Ancora Bordignon. Stavolta Djugovac a difendere. Ferrari passa l'attacco ma c'è da difendere i Casarotti della Canonica, alta zona Bordignon. Giudita! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Muro di Giuditta Romano, vale il 7° punto per la Rotblas. Ora al servizio Petrusiello. Ha ricevuto Crespi. Casarotti, Gotti, Murata. Bordignon, Murata. Bordignon. Non è il suo ruolo, punto alla fine vincente. 2-17. Il 17 Fiorella Bidotto al servizio, riceve Ferrari, al momento concedeva un ace. Colombo 3-17. Aspetta al contrario adesso. Diventa adesso il 7 al contrario di quello che è stato il primo. Come già detto, comunque Clerici autocabbiate, veramente i punti che deve prendere oggi. Le prossime partite sono di vitale importanza perché sono veramente in zone nerissime della classifica. Cioè dietro a pochi punti c'è solo, all'ultimo posto c'è Sondrio e invece la zona salvezza dista almeno quasi 3 partite, quindi non può permettersi di perdere punti. Come noi ovviamente non possiamo permetterci di perdere punti per non perdere il treno playoff. Salvato da difendere i Cabiate. Djugovac. Ancora della Canonica. Palla resta lì. Doppia fischiata della Canonica perché ovviamente la palla gli è rimbalzata in pieno volto. Allora al servizio ancora Camilla Ferrari. Battuto della Canonica, riceve, attacca subito Colombo, attacco out. Time out Cabiate, sponsor. Il sogno dei tifosi di Volano è rivedere Simone Zori cadere all'indietro come è stato al centro Pavesi di Milano nella terza giornata. Riceve Crespi, la palla finisce nella metà campo bianco-rossa. Giulia Crespi ha firmato il punto. 14-10. Vabbè, fatto tutto di Taragotti al servizio. Battuto. Monaco ha ricevuto Bortoli. Djugovac da pallonetto difende Bordignon. Gotti. Salvato di piede Ferrari. E poi il pallonetto vincente. 15-10. Speriamo di rimontare sto set e di vincerlo a 3, perché per sentire ste trombe stanotte torno a casa col mal di testa manetta. Gotti in servizio.
Ancora Monaco a ricevere. Bortoli, zona Petruzziello. Lotta Petruzziello. Bass ha servito su Bordignon. Bordignon attacca. Diego De Val. Colombo. La canonica. Gottin free ball. Bortoli. Ditta Romano. Attacca Giugo Bass. Però Crespi ci prova. Difende ancora Bortoli. Giuditta Romano. Giugo Bass. Difesa ancora della canonica. Gotti. Ancora zona Giugovac e basta l'attacco. (15 a 12). Servizio di Giuditta. Bordignon riceve Catarotti. Bordignon in mezzo al muro. Bortoli, De Val. 16 a 12 il punteggio. Servizio di Bordignon ricevuto da Ferrari. Di Kovac col toccamuro che non c'è. (17 a 12) allora. Ancora Martina Bordignon al servizio. Battuto. In rete il servizio di Bordignon. 17 a 13. La Laborto del servizio. Battuto della canonica. Attacca Crespi, va a difesa di Giugovac. Ferrari. Stefania Colombo. Mamma mia, Bortoli cosa ha dovuto disinnescare. Petruzziello. Difesa Bordignon. Crespi. Bortoli. Monaco. Ancora giocabile la palla per la Rottoblast. Con Carlotta Petruzziella. Guarda, tra un direttore sportivo e un responsabile streaming qua. Poi vi chiedete perché le cavolate le dico in diretta. Mi influenzate tutti e due. Così, volevo dire una roba. Urli, lei urla e quindi vengo influenzato. Bortoli al servizio. Riceve della canonica. Colombo, out. 15 a 17. Time out sponsor. Dalla palazzetto comunale di Cabiate. 17 a 15 punteggio nel corso del secondo set. Gil Reale ha usato poco fa il suo secondo e ultimo time out di questo set. Diego Ficarra ne ha ancora a disposizione uno. Ancora Bortoli al servizio. Battuto. Riceve Crespi. Casarotti attacca Crespi. Murata De Vol.
Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Doppio cambio tra le file di Clerici autocambiato, uscita Saragotti per Rebecca Passuello ed è uscita la numero 7 Casarotti. La numero 7 Casarotti per la numero 13 Vittoria Nicoli o Nicoli. Sì, è che non so se è accentato o non accentato. 17-16. Lala Bortola al servizio. Battuto. Della Canonica riceve. Alza Passuello. Pallonetto di Crespi. Bortoli. Zugovas ha ricevuto. Attaccato ma c'è Crespi. Attacca Colombo. Difende Zugovas. Bortoli. Zona centrale Ferrari. Attacca. Ma c'è la difesa di Passuello. Della Canonica. Nicoli Murata. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Di nuovo parità allora. 17 pari. Lalla Bortola del servizio. Battuto. Riceve Crespi. Passuello. Colombo Murata. Della Canonica. Crespi. Ancora. Va al subito. Ancora rigiocabile. Bortoli. Al centro Ferrari. Diciotto a 17. Out. Diciotto pari allora. Un out per parte, quindi. Com'è che si dice di out per India e di out per India? Una. Ecco, questi sono i momenti di cui parlavo. 18 pari. Linda Giugovas al servizio. Passuello. Attaccato Bizzotto. Bortoli. Luciello Muratta. 19 a 18 per Clerici autocambiate. Allora rientrano in campo. Passuello lascia il posto a Gotti e Nicoli lascia il posto a Casarotti. Viene richiesta la formazione al secondo arbitro. Serve Martina Casarotti appena rientrata. 19 a 18. Battuto su Zugovas. Bortoli. Trutiello. Di nuovo parità. 19 pari. Jessica Deval al servizio. Servizio battuto. Ricevuto della Canonica. Crespi, pallonetto, difesa Petruzziello. Zugovas della Canonica. Crespi, Deval, Bortoli. Carlotta Petruzziello. Vantaggio Rotola 20 a 19. Corsetta per niente, purtroppo, povera bambina. 20 a 19. Deval al servizio. Tana di mine battaglie. Bordignon. Casarotti. Crespi. Deval. No, scusate, Bortoli. Deval in bagger. Truziello però concede una free ball.
Erroraccio del il palleggio di Casarotti che regala il punto numero 21 per la Rotoblast. Ancora la nostra Jessica al servizio. Battuto. Bordignon. Casarotti. Attacca Gotti! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ma c'è Giuditta Romano, che anzi la chiamiamo Dolomiti oggi perché sta murando di tutto, perché non è romana, è dolomitica oggi. Crespi, ancora Giugovat, Bortoli, attacca Giugovat e risponde Bizzotto col muro di Giuditta Romano. 20-22. Giulia Crespi lascia il posto alla numero 3, Alexandra Naghi. Naghi, servizio battuto, riceve Giugovac. Ferrari attacca. Attacco vincente di Taragotti, 21-22. Pari, si è rifatta sotto la formazione di Giri Reali e allora noi andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dalla palazzetto comunale di Cabbiate, 22 pari. Naghi a servizio e arriva l'Ace. (23-22). Ribaltato il set, ancora Naghi. Oh, ancora Ace. Figlia della donna della provvidenza, Alexandra Naghi, 4 servizi, 2 ace, di cui consecutivi. Set ball, Cabbiate. Ancora Naghi. Arriva il terzo? No. Monaco non è di questo. Però Gotti può provare a chiuderlo. E lo chiude. 25-22. 1 pari. Andiamo con gli sponsor e torniamo per il terzo set.
grazie. Di nuovo in diretta dal palazzetto comunale di Cabiate, 1 pari, 14-25 il primo, 25-22 il secondo. Decisiva i servizi di Alexandra Naghi, che da quando è entrata ha cambiato completamente il finale del set. Ferrari, muro! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. No, niente. 1-0. Punto vincente di Giulia Crespi. 1 pari. Portoli, Giuditta Murata. Portoli, Ugo Vat, Murata da Fiorella Pizzotto. 2-1, Clerici Autocabiate. Due pari. Ace! Tre a 2. Ferrari ancora. Duello Totorete della Canonica. Crespi ha salvato Petruzzello. Ferrari. Giugovaz. Questa è la doppia. Giugovaz. Esatto, va bene così. 4 a 2. Io i colpi qua entrano tutti a me. Ferrari battuto. Tre a 4. Talagotti. Martina Cadarotti riceve Giugovac. Sbaglia anche Bortoli. Un errore per parte del palleggio. 4 pari. Giugovac 5 a 4. Allora sugli altri campi intanto il big match tra Valpiano e Villa Cortese sul 24 pari nel corso del primo set. L'altra partita è Volley Parella Torino contro il pallavolo Don Coleoni. Sta vincendo il primo set, l'ha vinto Don Coleoni. Quindi Trescore Barneano col punteggio di 19-25. Al momento sono 5 pari nel secondo set. Giugovac ha salvato Bordignon. Paragotti murata da Giugovac, però ancora giocabile. Bordignon in tribuna. De Vai, Bortoli. Ferrari attacca. Vedo ancora Ferrari. Giugovac. Auto.
Diego richiama le sue ragazze alla calma. Servizio di Giulia Cristina in rete, 6 pari. Bortoli andava out. Gotti. Nuovo vantaggio cambiato, 7-6. Allora, sugli altri campi Palau ha vinto per 3-1 contro Santena. Simi Immobiliare Novara ha ribaltato Libellula Bra per 3-2. Perdeva 2-0, ha vinto 3-2. L'altro incontro che è veramente clamoroso è che Argentario ha battuto dal tie break Legnano. Invece scontata la vittoria del Club Italia 3-0 senza storia contro il Volley Academy Valtellina e Vacchiavenna. Questi sono i risultati. A 6 il punteggio. Bortoli. Petruzziello. Vedo Bizzotto. De Val. Invaso De Val. Palleggia toccando la rete. 9-6. Ovviamente a termini di classifica è importante per la Rotoblast una vittoria, perché oggi in caso di... Mamma mia, Giungo Vasse. Villa Cordesa ha vinto 27-25. Questo set tiratissimo a Volpiano. 9-7. Ovviamente per la Rotoblast sono punti importantissimi, perché potrebbe valere almeno il secondo posto, visto la battuta adesso di Santena. Però c'è anche Palau che potrebbe rifarsi sotto, visto la vittoria per 3-1. Servizio di Gotti. Ferrari. Cristielli in Crudoli. Colombas. Oh! Non ho capito sto palleggio. Infatti non lo so, però anch'io quando l'ho vista alzata così ho detto ma non ho capito. De Val. Difeso Murato, scusate, Petruzziello. Dotti. Romano. De Val. Petruzziello. Oh. Il nastro. Scende il pubblico di Caviate, oltre che con le oltre che con le Vuvuzela. Bordignon in rete. 11-9. Chiedono la rotazione. Lunga della Canonica. Crespi. Monaco difeso.
Ferrari, Della Canonica a difesa. Una leggera deviazione del muro. Ferrari. Ancora Crespi. Palla in campo. 12-9. Servizio di Colombo su Vukovac. Bortoli. Bruschiello. Un tribolo. Crispi. Mamma mia che miracolo. Che però non è un miracolo alla fine. 12-10. Stavo per dire che stavano per giocare un jolly clamoroso, ma alla fine non è stato un jolly. Servizio di Ferrari. E la Canonica riceve Casarotti. E subito dall'altra parte Bizzotto. 13-10. Dai Volano! Martina Casarotti al servizio. Jugovac riceve, Bortoli. Linda Jugovac. 15-13. Giuditta. Bortoli al difeso della Canonica. Passa l'attacco, però difende Ferrari. Petruzziello out. 15-11. Time out sponsor. Dato un attimo il muto. Servizio di Bortoli. Provato l'attacco Bordignon. Deval subito dall'altra parte della Canonica. Ecco, allora intanto purtroppo prima o poi questo avvenimento doveva capitare. Allora intanto che Silvia Briani risistema un attimo la postazione, vi informo che è entrata Ludovica Martinez-Volskis in campo per Giuditta Romano.
della Jessica De Val, per Jessica, scusate. Bortoli. Jugovac. Punto 17 di Cabbiate. Out. 13 a 17. Jugovac. Servito battuto. Peccato. Stagione 18 a 13. Ferrari. Petruzziello. Murata, Petruzziello. Da Bordignon. A 13. Fatta male De Val, Ponto. In diretta dalla palestra comunale, palazzetto comunale, scusate, di Cabbiate. 19 a 13 punteggio. Battuto. Jugovac. Bortoli. Ferrari. Servito Giulia Crespi. Attaccato Giulia Crespi, scusate. Ferrari. 20 a 13. Saragotti. Battuto. Jugovac. Monaco. Era Petruzziello. Concede una free ball che Bordignon al momento non è riuscito a sfruttare, però sfrutta bene Linda Jugovac. Vai Ludo! Martinez Volski sta al servizio. Giuditta. Ancora Giuditta. Pallonetto tentato, difesa Jugovac. Luda. Da qua. 21 a 14. Bordignon, servito battuto, Ferrari, lunghetta, Bortoli, Petruzziello, Murata, ha stiffiato Bortoli, subito Giuditta, Romano, 15 a 21. Jugovac, ripeto Gotti. Attacco vincente di Bordignon.
22-15. Bortoli, Ferrari, Murata, Monaco, ancora Ferrari, Gotti, 23-15. Caviate è a 2 patti dal vincere il terzo set. Fa tutto il servizio, Dukova, Bortoli, Cristiello, Murata, Bizzotto, Crespi, 24-15. Set ball per la Clerici Autocabiate. Colombo out. 16-24. 16-24. Ancora una palla set per Cabiate. Ferrari al servizio. Ricevuto Bordignon della Canonica. Crespi per chiudere, difeso Ferrari. Petruzziello out. 25-16. Ponzo, ritorniamo per il quarto set.
nuovo in diretta dalla palazzetto comunale di Cabiate. 14-25 il primo, 25-22 il secondo, 25-16 il terzo, scusate. E adesso Cabiate è in vantaggio 2-1 con la possibilità, se vincerà questo set, di portarsi a casa 3 punti che in chiave salvezza saranno fondamentali. Bordignon. Primo punto della Rotoblas, 1-0. Servizio Carlotta Petrucciello. Palla in campo. Toccato l'asta, 2-0. Servizio sul sud della Canonica. Catorati. Cavarotti, scusate. Giulia Crespi. Difeso Ferrari. Ugo Bordignon. Petrucciello. Portoli. Attacca. Provato Ferrari. Gotti. Palla in campo. 2-1. Battuto. Dugova, portali. Il punto vincente, 2 pari. La capitana Stefania Colombo al servizio, 2 pari. Battuto. Ferrari riceve, Bortoli. Ferrari. Giù, Titta Romano. 3-2. Servizio Camilla Ferrari. Battuto. Giulia Crespi. 3 pari. Martina Casarotti al servizio. Tutto. Jugovac. Portoli. Giuditta Romano. 4-3. Giudi. Battuto. Ricevuto Bordignon. Gotti. 4 pari. Giulia Crespi al servizio della formazione di Gilles Reali. Battuto. Ferrari. Bartoli. Linda Jugovac. 4-5. Lalla Bortoli al servizio.
avuto Bizzotto. Bordignon, Murata. Casarotti, ancora Bordignon. Salva Monaco, ma non c'è nessuna maglia bianco-rossa pronta a provare ad alzare il secondo colpo. 5 pari. Bizzotto ha servito. Carli 6-5. Pensavo volevi dirmi una roba, ti fa l'orecchio. Linda Djugovac al servizio della Canonica. Colombo 6 pari. Gotti al servizio per Cabbiato. Ha ricevuto Monaco. Bordignon 8-6. Vediamo. Purtroppo oggi ragazzi va così. Abbiamo il mio cavalletto, ma una pallonata vuol dire doing doing. Purtroppo è andata male oggi. Due pallonate decise. Una telecamera ribaltata e una 9-6 intanto. Non ho visto di preciso chi ha fatto il punto. Djugovac richiede la rotazione. C'è time out sponsor. Di nuovo in diretta dal palazzetto comunale di Cabbiati in provincia di Como. 9-6 il punteggio. 9-6 il punteggio. Nova 6 dicevo. Saragozza il servizio. Portoli. Djugovac della Canonica, difeso. Dotti attacca, difeso Isabella Monaco. Però è giocabile ancora per la formazione di Cabbiate, che con Bordignon il 10° punto. A 6 per Cabbiate. Riceve Truzziello. Bordignon out. 7-10. Allora Ludovica Martinez Volskis ora al servizio. Battuto out.
11° punto per Clerici Autocabiate. Fare il servizio Martina Bordigno. La formazione blu neve di Cabiate. Bordignon 8 2-17. Bordignon ancora il servizio poco fa. Ace Dugovas riceve bene questa volta. Giuditta Romano. Servizio di Petruzziello su Della Canonica. Colombo passa l'attacco di Stefania Colombo, la capitana. 13-8. Colombo, Bortoli, Ferrari, Murata, ancora giocabile per la Rotblast. Petruzziello, difeso Gotti, però ancora giocabile. Ferrari, difeso dal muro, poi Colombo. Giulia Crespi ha provato l'attacco ma non è riuscito. Si prova Ferrari, ancora Gotti a difendere. Ancora Crespi ad attaccare. 14-8. Sponsor. Nuovo in diretta, palazzetto comunale di Cabiate. Dai, 14-8. Colombo al servizio, ha ricevuto Dugovas. Bortoli, Ferrari, accorciando le distanze nella 14. Camilla Ferrari su Della Canonica. Subito Cadarotti. Provato Dugovas. Crespi Murata da Romano. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. A 10. Murata di Giuditta Romano. Servizio Della Canonica. Subito Cadarotti. Ancora Monaco. Crespi. Mamma mia, cosa ha disinnescato Ferrari. Dugovas. Ok. 14-11. Time out, sponsor. Nuovo in diretta al palazzetto comunale di Cabiate.
14-11 il punteggio nel corso del quarto set. 2-1 invece il potente set a favore di Cabbiate. Cambio. Fa tutto il servizio di Bizzotto. Crespi passa l'attacco. 15-11. Cagarotti, Bortoli, Ferrari, mani out. 15-12. Dai Laghe, dai. Giuditta Romano sulla della Canonica. Crespi, Murata e dal piede ovviamente. Crespi. 15-13. Servizio di Giuditta Romano. Casarotti. Takagotti, mangiato il piede di Giugova. Attacca Giugova. 14-15. Giuditta Romano, il servizio. Bordi. Inizia 14. Giulia Crespi. Monaco ha ricevuto. Centro Ferrari. 15-16. L'ala Borto del servizio. Ricevuto della Canonica. Tentativo di Bordignon. Si prova Giugovas. Crispi. Gotti. Monaco. Ancora Giugovas. Mani out. Parità. Almeno un po' di entusiasmo, almeno. L'ala Bortoli al servizio. Bizzotto, out. Taggio Roteblatt, 17-16. Porto del servizio, Bizzotto, Casarotti, Bordignon, Muratta, Botti, Bortoli, Petruzziello, invasione, Bordignon, 18-16. Time out, sponsor.
diretta dalla palazzetto comunale di Cabiate. 16-18 punteggi a favore della Rotblas nel corso del quarto set. Ricevuto Crespi. Gotti. Palla in campo Gotti. 17-18. Fiorella Bizzotto. Monaco ha ricevuto Bortoli. Murata. Centro Ferrari. Murata da Stefania Colombo. Ancora Bizzotto. Palla out. Di nuovo vantaggio Rotblas, 19 pari. 19-18, scusate. Luca Giugova. Servizio. Bordignon. Colombo. Monaco. Ferrari. Diciannove pari. Esatto. Servizio su Dugovas. Bortoli. Bordignon Murata. Deviata da Della Canonica. Gotti. Petrucciello. 20-19. Pari. Bordignon. Ferrari. C'è il tocco. Allora mi viene da dire, se questo è punto, per me è col tocco, non che in campo. Però 21-20. Carlotta Petrucciello il servizio. Battuto Bordignon. Out, attacco di Stefania Colombo. 22-20. Petrucciello. Ancora lei al servizio. Servizio battuto. Bordignon. Il pallonetto. Petrucciello. Bortoli al centro. Fugo. Ma il nastro. Gli spegne da tutto l'attacco. Un cambio. Stefania Colombo lascia il posto a la donna della provvidenza, Alexandra Naghi.
Secondo set è stata la donna della provvidenza. Speriamo che non lo sia in questo quarto, visto che 4 servizi, anzi 5 servizi, perché ne ha fatto anche un quinto. Occhio raghi. 3 palle in campo e 2 ace di Rita Romano. Il netto di Ferrari. Confusione nella metà campo di Cabbiate. Poi da Bortoli. 23-21. Vai Gianni. Posizione di Ferrari. Crespi. Monaco. Jugovac della Canonica. Centro Bordignon. Palla è out. Out. Vai Gianni. 24-21. Palla set. Camilla Ferrari al servizio. Servizio su Bordignon. Giulia Crespi. Giulia al primo palla set. 22-24. Martina Casarotti al servizio. Dai raga, subito. Soprattutto Casarotti. Jugovac 25-22. Vediamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del quinto e ultimo set.
Subito in diretta Bordignon al servizio per il tie break che inizia su adesso. Petruzziello, primo punto, 1-0. Subito Giuditta Romano. Due a 0. Non ho capito perché ho visto anche l'alla un attimo. 2 a 0. Petruzziello, Bordignon, Casarotti, Crespi, giù. Scusate, Isabella Monaco era. Colombo. Passa l'attacco. 1-2. Colombo. No, sai, la terza. No, mi sa che la terza sai chi è? È Simone che. Esatto. Camilla. Sì, è rimasto uguale. Crespi Murata. Bizzotto. Out. 4-1. 4-1. Time out forse per Caviate. Sì, sponsor. Diretta dal palazzetto comunale di Cabbiate. 4-1 il punteggio a favore di Volano nel corso del tie break, quindi il decisivo set di questa partita. Camilla Ferrari, servizio. Totti, Bortoli, Truziello, ha difeso Bordignon. Lalla! 5-1 Lalla Bortoli col muro. 5-1. Pronta Ferrari al servizio, ma c'è prima un cambio, un doppio cambio. Entrano Rebecca Pazzuello e Vittoria Nicoli per Gotti e Casarotti. Lo stesso cambio messo in atto nel primo set e anche nel secondo. Pronta Ferrari. E hit! 6-1, ace di Camilla Ferrari. Ancora Camilla. Della Canonica riceve Pazzuello. Crespi, Ferrari, Bortoli. Ugo basta, va difeso Bordignon. Ancora Crespi ad attaccare. Petruzziello ha difeso. Subito Bortoli, subito della Canonica reattiva. Crespi Murata, Giudi! Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. 7-1, Giuditta Romano. Ora Camilla Ferrari al servizio.
Ancora Ferrari. Della Canonica. Passuello. Crespi in pallonetto. Bortoli subito dall'altra parte. Della Canonica. Crespi. Jugovac. Ferrari. E no, scusate, Monaco. Attacco troppo complicato. Jugovac. 2-7, scusate. Rientrano Gotti e Casarotti per Passuello e Nicoli. Martina Casarotti al servizio. Battuto. In rete. 8-2. C'è il cambio campo adesso, come tipico del tie break. Allora, riprende la partita. Giuditta Romano al servizio. Battuto. Casarotti e Trucchiello a difesa. Jugovac della Canonica. Casarotti. Gotti. Murata Gotti. Adesso al centro Bordignon per Trucchiello. Ferrari. Toccato 3-8. Servizio di Crespi, Bortoli, Martinez Volski, mani out. Martinez Volski. 9-3. Bortoli al servizio. Battuto. Crespi della Canonica. Gotti, Murata, Martinez Volski! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Ludovica Martinez Volski. Se ti sentisse Boschi non so come finirà la storia d'amore. Entrano le squadre in campo. 10-3, ecco. 10-3 a favore della Rotblast. Nel corso del tie break Giri Reale ha usato i suoi 2 time out. Bortoli al servizio. Battuto. Punto di Martina Bordignon. 4-10. Fiorella Bizzotto. Servizio. Ferrari. Martinez Volkic. Linda Jugovac al servizio. Jugovac. Gotti. Bortoli a difesa. Monaco in bagger, alza per Ferrari. Della Canonica. Gotti. Monaco. Brava Colombo.
l'ha messa immediatamente in una zona dove non c'erano maglie biancorossi. Grande ruolo subito. Servizio di Gotti, Bortoli. Petruzziello! Carlotta Petruzziello, 12-5. Meglio che torni a fare la Capo Ultra, secondo me, che ne abbiamo bisogno. Martinez Volskis. Casarotti. Ferrari. Pallonetto Ferrari. Ferrari ancora con lo di anche del muro. Petruzziello. Giocabile. Bortoli. Martinez Volskis. Lunghetta. Sei a 12. È tutto. Ferrari. Camilla Ferrari, 13-6. E infatti anche 17-25. Camilla! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. La palla e il campo! Finisce qui! Che sofferenza ragazzi, ma usciamo da Cabbiate con i 2 punti e un'altra vittoria nel taschino. Che male non fa il nostro morale. Allora, chiudiamo qui la nostra diretta. L'appuntamento è sabato prossimo a Chiavenna alle ore 20:30 contro il Volley Academy Valtellina e Valchiavenna. Un altro scontro salvezza, quindi sperando di non soffrire tanto. Grazie per la parte tecnica Silvia Briani e Alan Berloffa. Da parte di Lorenzo Mina Capelli è tutto. A tutti voi l'augurio di una serena notte.